faccio vivere bror, per pur poverage, chi ne beve. Buongiorno, pesciaio, come stiamo a pesce stamattina? Stamattina è venuto solo, ti domanda sì. Io oggi faccio 25 anni di manicomio. Già t'hanno cacciato lo manicomio? No, faccio l'anniversario dei matrimoni. Ah. E tengo un sacco di fatiente. Come te, Come c'è i parenti. beh, E volessi fare una bella figura. Volessi fare tutte robe uguali. robe guai. E tutte robe mare. Tutte robe mare, certo. Per fare una bella figura e fa tutte robe mare, vai sicuro. Io voglio fare un bello spaghetto. La salumiere in bed. No, voglio fare un bello spaghetto a vongole. Spaghetto a vongole, ma quale spaghetto a vongole? Fallo che è lupino. Io se volevo fare i lupini, io da che non spazio. E ci Ma pazienza. quale spassa? Io da città lupino, perché vongole non sono tanto buone. Ma poi se fai una bella figura, fate un bello spaghetto con l'astice. Io mi faccio lo spaghetto con l'astro. Se rompono l'astro, vanno in grande a prendermi a per l'ospedale. Ma che dici? Ma che capite? Dicevo l'astice è un crostaceo prezioso, è pure afrodisiaco, capito no? Non più. Eh. Io la vita volessi fare antipasto a mamma. Io volessi fare sorda. Volessi fare antipasto di mare. Per esempio, volessi fare un bello pulpo come si dice in savanata. Un bello pulpo in savanata, tu che lo sai, non sa nada. No, c'è un bello pulpo con insalata. Questa lingua fragile, ci vuole tempo per capire, vabbè, facciamo così. Ma vogliamo fare qualche cosa? Volessimo fare, come ci dici? Volessi fare una bella figliata. La figliata? Gli dicevi una bella grigliata. Pozzitto sangue, per dire una grigliata hai fatto un macello. E io dicevo la grigliata, a proposito della grigliata. Ci volessi mettere le gambe in maratoni e due seggi. Metterci uno scannatino, una poltrona, una seggia straccia ne a mare. Dicevo pure, come si chiamano, i gamberoni e seggi. E mettessi, sai che ci mettesse pure? Ci mettesse un pesce zorro. Ma che dici questa bocca? Ma che sto pesce zorro, che Io pesce spa. O pesce spa? Mettiamoci pure pesce lo falegname. Una novità, o pesce lo falegna, ma qual è? Io pesce secco. Non sapete che lo falegname tiene di pesce. E non ripisce. E uno è un pesce secco, e l'altro qual è? io pesce martello. Ma voi pesciavini non sapete proprio niente. Per esempio, si sa accoppiano tu e tonno, che nasce. Ma guarda a me che già rispondere, ma che nasce, un piccolo tonno. Poi che si dice, si sa accoppiano tu e tonno, nasce il tonnino. Una scimità, che sono pure a sentire io. Se vi chiedono pesce di questo, io a me che pesce marà. È meglio che mi sto zitto con questa bocca. Ma io dicevo pesce di questo, significa pesce marmo. E si vede che sempre dato di pesce uguale, io a me che pesce marà, ma stamattina è venuta a sfottere stamattina, Ma quali sono questi pesci uguali? Identici. Don Bè, sto poche roba per 30 persone, quanto potessi spendere? Don Cicci, questa roba che mi ha chiesto per una trentina di persone spendete sempre un coppia di 500 euro, No, Don Bè, non è cosa, non potremmo fare niente, facciamo una cosa, fate un bello salamone. Ma tronchiamo sei, ma tu dici lo salmone? A proposito lo salmone, ratemi buono, solo per anche tre, Oi, tre a me, ma tu piglia pesce in faccia. E mo che ha passato il pesce, non facete mai sempre, che ci mettete 3 foglie di carta sotto. Don Cicci, se non mi metto 3 foglie di carta sotto, scusate la brutta parola, gli faccio mettere in mano. Io non dico che mai da mettere in mano, ma manca mai da mettere da 3 foglie di carta, Don Cicci, sapete che c'è di nuovo? Io non vi voglio nemmeno il salmone e gli da fare spesa una parte, capite? E vedete che vi metto in mano senza carta. State buono. Arrivederci.